Amici dei custodi della memoria, io sono a 150 metri da quello che sta inquadrando il drone, Sabished Sugasu. Ci troviamo in località Samazzai. Questa doveva essere verosimilmente un'area sacrificale. Siamo appunto in località Domus Isabis e siamo venuti qua perché qui c'è una meraviglia archeologica clamorosa. Su nuraghi di Samazzai, poco divulgato. Io nel frattempo che parlo faccio arrivare il drone, poco divulgato, poco fotografato. In realtà questo gigante calcareo così bianco, così candido, meriterebbe più attenzioni. Il drone nel frattempo mi ha raggiunto, ecco, lo raddrizzo ed eccomi qua. Forse riesce a inquadrarmi, vieni un po', vieni bello, dai, eccomi qua, sono io, eccolo. Allora lo faccio avvicinare, io praticamente mi trovo all'ingresso del nuraghe che è praticamente interrato, ci sono circa 2 metri di terra, ma è bellissimo questo nuraghe, ragazzi. A me piace parlare di questo nuraghe come reggia nuragica, ma non naturalmente come la casa del re, no, quello no, ci mancherebbe altro, ma un qualcosa di mastodontico, di meraviglioso, la dimora degli dei o per gli dei, e infatti salendo così voi capirete il motivo per il quale io uso queste parole. Su nuraghi di Samazzai, clamorosamente bellissimo. Ora io vi consiglio di venire qua perché è una meraviglia archeologica, poco battuto, ma vabbè, pazienza, dai, speriamo di fargli pubblicità. Ora io faccio scendere il drone e vi saluto. Ciao a tutti amici dei Custodi della Memoria, a presto!